io ho scritto, cosa che faccio raramente, un testo per evitare di perdere tempo e quindi mi scuserete, lo tengo sotto il naso e cerco di recuperare un po' di spazio. 2 punti. Il primo problema: la mafia è un problema che ci riguarda e solo fino a qualche anno fa un'iniziativa del genere sarebbe stata certamente più difficile, perché nella mentalità delle persone del nord e del Veneto in particolare l'idea che la mafia sia un problema del sud, insomma, una storia che non ci riguarda, un qualcosa che quando ne dobbiamo parlare è perché sono arrivati alcuni mafiosi in soggiorno obbligato nelle nostre terre. Purtroppo però gli osservatori più attenti, i magistrati, le forze dell'ordine ci dicono che le cose non stanno così. E se è comprensibile in qualche caso l'atteggiamento di difesa, anche recentemente l'abbiamo riscontrato, di alcuni amministratori e persino di alcune autorità istituzionali quasi a proteggere le proprie comunità, la ragione e i fatti ci dicono che questo atteggiamento non ci porta lontano e che bisogna invece iniziare sul serio a fare i conti con una situazione che si presenta in modo tremendamente serio e assai preoccupante. Basta guardare alcuni dati sull'infiltrazione mafiosa in Veneto, dati che abbiamo inserito nella vostra cartellina virtuale. Avete visto, grazie a un'idea di Pierpaolo Romani, invece della cartellina avete una pennetta con tutti i dati, e io ve li sintetizzo, riferiti al 2010, non in tempi antichi. Il Veneto è la 10ª regione per beni confiscati, 81 immobili e 4 aziende, la 9ª regione per numero di denunce di estorsione, la 2ª per numero di denunce per usura con 26 casi, dopo la Campania e prima della Sicilia, la 6ª per operazioni finanziarie sospette con 698 casi, la 5ª per quantitativo di eroina e di cocaina confiscate, la 10ª per corruzione e per concussione. Quindi non c'è da stare allegri. Ciò non vuol dire, come abbiamo scritto nel pieghevole, che il Veneto sia terra di mafia, ma è certamente una regione che interessa molto alla mafia e alla criminalità organizzata, e per come si sta evolvendo il fenomeno mafioso, se non si mettono in atto subito forti contromisure, si rischia di far diventare la nostra regione un territorio sempre più interessato a quei fenomeni mafiosi che assumono nel nord caratteristiche pericolosamente degne di attenzione, laddove la legalità e l'illegalità, il buono e il cattivo, tra virgolette, si mescolano in modo inquietante. Ma se qualcuno avesse ancora dei dubbi, può sfogliare i giornali delle ultime settimane, che hanno dato notizie di azioni della magistratura a Belluno, a Padova, e delle forze dell'ordine contro persone che vivevano perfettamente inserite nella nostra regione, ma producendo redditi e guadagni illeciti o quantomeno molto sospetti. I casi sono noti, sarebbe lungo citarli. Può leggersi, se qualcuno avesse dei dubbi, il dossier apparso sull'Espresso del 13 gennaio sulla presenza mafiosa in Emilia-Romagna, Emilia alle mani della mafia. E come è noto, l'Emilia-Romagna è economicamente una regione molto simile al Veneto per tessuto produttivo. Può guardare il contenuto del protocollo di legalità, cito testualmente, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro e di servizi di fornitura, firmato il 9 di questo mese dal Presidente della Giunta regionale, dai rappresentanti dei comuni e delle province, dai prefetti, alla presenza del Ministro dell'Interno. Ora, questo protocollo di grandissima importanza per alcuni versi può fare da esempio anche per altre regioni, ma per altri versi testimonia, come è stato sottolineato in modo eccellente da un articolo di Pierpaolo Romani, 2 fatti. Il primo, che il pericolo della criminalità organizzata e mafiosa in Veneto è tutt'altro che lontano, e il secondo è che la politica da sola, oppure la politica, la cultura, le associazioni, i comuni, le scuole devono affiancare le forze dell'ordine e la magistratura nel compito delicatissimo che svolgono per contrastare questo fenomeno. Sempre sul piano delle pubblicazioni, cito cose molto recenti, ce ne sarebbero molte, ma è stato recentemente presentato il 13° rapporto di SOS Impresa, alle mani della criminalità sulle imprese, rapporto curato annualmente da Confesercenti. Bene, guardate i dati, sono impressionanti per le quantità di capitale disponibile che in un momento come questo viene messo a disposizione di imprese talvolta disperate. Si tenga infine conto che la mole degli studi, delle ricerche è ormai consistente. Faccio solo alcuni esempi perché la bibliografia sarebbe
lunghissima. Penso ai libri di Ciconte sull''ndrangheta padana, di Federico Varese sulle mafie in movimento, il crimine organizzato e la conquista di nuovi territori, che ha dei capitoli che riguardano anche il Veneto, pur essendo in parte datato, di Marta Chiavari, che addirittura titola La quinta mafia, come e perché la mafia al nord oggi è fatta anche da uomini del nord. Quindi dopo l''ndrangheta, la camorra, la mafia e la Sacra Corona in Puglia, addirittura si parla di quinta mafia. Quindi non c'è da perdere tempo. Ora, lo scopo del seminario di oggi è stato possibile realizzarlo grazie alla sollecitazione di persone che hanno avuto molti meriti. Cito tra questi tutte le realtà che compongono l'arcipelago di Libera, i tanti rappresentanti degli enti locali che fanno parte di Avviso Pubblico, il lavoro di persone di tutte le provenienze che in questi anni hanno lavorato a volte magari in modo poco riconosciuto attorno ai temi della legalità, anche alle strutture del nostro partito, e voglio ringraziare i giovani democratici che nel Veneto hanno realizzato più di una iniziativa in diverse città, dimostrando una sensibilità che fa loro onore. A loro va il ringraziamento mio e del gruppo del Partito Democratico perché ci hanno consentito di fare questo lavoro di oggi. Permettetemi però un ringraziamento particolare a Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, che con la sua competenza e la sua disponibilità ha attivamente collaborato alla realizzazione di questa iniziativa che per noi è importante. Quindi lo scopo del seminario, lo ricordava anche, e gliene sono grato, Clodovaldo Ruffato, è scritto nell'invito. Guardate, non era una scelta né banale né scontata. Potevamo fare come si è fatto in altre occasioni, fare una proposta del PD. Abbiamo scelto un'altra strada. Questa è la proposta. Costruire a partire da oggi un gruppo di lavoro di consiglieri di tutti i gruppi disponibili che insieme al legislativo, insieme ad alcune persone esperte, facciano insieme una proposta. Perché come nelle grandi operazioni che abbiamo fatto, la legge elettorale, lo statuto, il regolamento d'aula, l'abolizione del vitalizio, le 4 grandi operazioni fatte in fine dell'anno scorso, queste leggi non si fanno contro qualcuno, si fanno se c'è una convergenza comune. E quindi mi ha fatto molto piacere che il Presidente Ruffato abbia ricordato questo. Quindi noi siamo convinti che serva questa azione unitaria, centrata sull'analisi e sulla conoscenza del fenomeno. Molte informazioni sono a nostra disposizione. Mi permetto di segnalarvi ancora, non per vezzo, ma 2 cose che mi sono particolarmente parse interessanti. Il primo è il libro di Serena Danna, Prodotto interno mafia, così la criminalità organizzata è diventata il sistema Italia. Guardate, è impressionante, sono 5 interviste, semplici da leggere, tanto quanto impressionanti sulle quali riflettere, fatte a Pietro Grasso, Nicola Gratteri, Ivan Lobello, Domenico Mogavero e Moises Naim. Sono persone di storie diverse che danno spaccati di lettura di un fenomeno che ci deve preoccupare, perché il Nord è terra di elezione. E ce lo dice poi il libro di Pietro Grasso sul riciclaggio, un libro che illustra le forme e i modi attraverso i quali la mafia, come viene fuori dal rapporto SOS Impresa, pulisce decine e decine di miliardi di euro e si impadronisce tecnicamente delle imprese attraverso l'usura e attraverso altri meccanismi con i quali riesce ad impossessarsi dell'economia cosiddetta legale. Ora, noi su questi fenomeni dobbiamo essere molto attenti e questi autori ci dicono che al nord la distinzione tra legalità e illegalità, lo dicevo prima, è più sfumata, il confine tra i buoni e i cattivi è spesso assai labile. Chi si è occupato di questi fenomeni ha parlato di area grigia. Mi riferisco a uno studio interessantissimo fatto da Rocco Sciarrone, che in un articolo su Il Mulino parla di un'area grigia di tecnici, professionisti, politici, imprenditori, burocrati che costituiscono una serie di legami con la criminalità mafiosa, realizzando un sistema che mette assieme le competenze della mafia e le competenze di questa area grigia. Si creano 3 figure, la complicità, la collusione e la compenetrazione. E conclude Sciarrone, la linea di frontiera della lotta alla mafia sembra passare oggi più che in passato per i confini opachi e mal definiti della terra di mezzo in cui lecito e illecito si intrecciano e si sovrappongono. Ecco perché noi come Regione Veneto abbiamo un'opportunità, l'opportunità di fare la scelta della migliore legislazione già prodotta dalle altre regioni, di farne tesoro, di capitalizzare i risultati, e quindi approfitto per ringraziare i colleghi dei consigli regionali della Lombardia e dell'Emilia Romagna che hanno accettato il nostro invito. 2 regioni diverse, ma per molti versi accomunate da un analogo spirito di intervento.
mi permetto ancora un'osservazione e ho finito. Noi pensiamo che si debba agire a 3 livelli. Non abbiamo presentato articolati, abbiamo presentato un'impostazione culturale. Gli articolati li faremo nel gruppo di lavoro con l'aiuto del legislativo. I 3 livelli sono: il primo, la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e la promozione della cultura della legalità e della responsabilità. Ebbene, ha fatto il Presidente a mettere in evidenza questo aspetto. La prevenzione è il primo punto e la promozione della cultura della legalità. So che almeno dovrebbe essere presente in aula anche un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale. Abbiamo insistito molto perché ci sia questo aggancio col mondo della scuola. Secondo livello, contrasto e repressione di ogni fenomeno di presenza, espansione e radicamento del fenomeno criminale. Certo, questo non lo fa il Consiglio regionale, ma lo farà aiutando le forze dell'ordine e la magistratura in tutti i modi perché sia fermata l'espansione. Il terzo livello si propone di ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni mafiosi, avendo cura di sostenere, proteggere e risarcire le vittime del crimine mafioso. Quindi è un lavoro complesso che richiede il concorso di tutti gli attori istituzionali, economici, sociali, associativi, con particolare riferimento, dicevo, alle giovani generazioni. Quindi partiamo dalla consapevolezza che l'evoluzione dell'economia internazionale e l'attuale crisi economica aprono spazi inediti per la criminalità organizzata e la mafia ed è assolutamente evidente, chiaro, lampante che essa ha più forza laddove lo Stato si dimostra incapace di garantire il rispetto delle regole e il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Questo è il nostro compito, al quale non possiamo sfuggire. La mafia quindi si vince se tutti fanno in fondo la propria parte. Permettetemi, finisco, prendo a prestito una frase del rapporto di avviso pubblico amministratori sotto tiro, intimidazioni mafiosi e buona politica che è appena stato pubblicato e che avete in cartellina. Dice l'apertura della presentazione: non può esistere mafia senza rapporti con la politica, ma deve esistere una politica senza rapporti con la mafia. Quindi, condividendo pienamente questa affermazione, ecco, io credo che possiamo dare l'avvio ai lavori del nostro convegno e a costruire assieme, io penso a tutti voi, a chi vorrà quindi condividere questi nostri propositi, un percorso ambizioso che potrà essere di grande utilità e prestigio, come diceva il Presidente, per la nostra Regione. Grazie.